Lorenzo Busetto produce cozze da 3 generazioni e puntando tutto sulla salubrità e la qualità del nostro mare ha creato Mitilla, la costa di Pellestrina. Ero curiosa di scoprire qui sotto il paron di casa quanto veniva apprezzata Mitilla nel passato, perché è stata riconosciuta da Forbes nel 2020 come tra le 100 eccellenze italiane. Però i romani cosa pensavano della costa nostra? I romani mangiavano i molluschi. Io sono Lorenzo Calvelli, sono professore di storia romana all'Università di Venezia. E proprio Plinio il Vecchio, un autore che scrive in latino la storia naturale, la più grande opera letteraria che ci sia arrivata dall'antichità e l'unica enciclopedia del mondo antico che noi possediamo, ci parla dei molluschi e in particolare appunto delle cozze, anche dell'allevamento delle cozze, che era una pratica diffusa in tutto il Mediterraneo, ma lui fa una sorta di classifica nella sua opera delle cozze appunto commestibili e ci parla delle cozze di Altino, in latino le chiama pectines nigerrimi, quindi nigerrimi significa nerissime, proprio questa qualità diciamo del colore della cozza le rendeva particolarmente prelibate, quindi in tutte le tavole dei romani questo prodotto era già considerato particolarmente eccellente. Grazie, anche perché abbiamo parlato oggi di sostenibilità e Mitilla non fa nient'altro che aver cura e rispetto del nostro mare, raccogliere quello che ci dona. Ecco, il segreto vero non è nel tanto che questo, aver cura del mare e trarre i frutti che produce.